Una buona giornata, ben trovati in diretta con questa edizione di Focus TG in questo sabato 5 aprile in cui ci sono diverse manifestazioni nel territorio, presenze politiche anche in Veneto, un occhio è puntato naturalmente al Congresso federale che si apre della Lega a Firenze e anche, perché no, sul Vinitaly che domani vedrà molti protagonisti, tra cui il ministro del Made in Italy Urso che necessariamente sarà interpellato sul tema dei dazi dal mondo del vino, molto preoccupato su questo fronte. Ma c'è un altro mondo in mobilitazione, quello della sanità, e allora ci colleghiamo subito in diretta con Filippo Fois e Tommaso Migot che sono alla stazione Santa Lucia di Venezia. Eccoli qua perché c'è una manifestazione in corso proprio in questi minuti. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È stata una manifestazione molto partecipata, c'erano quasi 2500 persone che hanno sfilato per Cali e Campielli, come si usa dire in questi casi. Accanto a me c'è Tiziana Basso, il segretario generale della CGIL del Veneto, e da un po' che voi avete lanciato questo messaggio forte a difesa della sanità pubblica. Si sta muovendo qualcosa o siamo ancora messi male? No, siamo ancora messi male. Oggi a ridosso della giornata internazionale della salute abbiamo deciso di manifestare per la tutela della salute mentale, un tema emergente anche nella nostra regione. Purtroppo le cose non vanno bene, anzi assistiamo a continui tagli, a continui difficoltà rispetto al personale che è molto carente, che è messo in difficoltà nei turni, nei carichi di lavoro, nelle pressioni, e quindi noi oggi di nuovo siamo alla quinta manifestazione in 2 anni e mezzo, chiediamo un cambio, lo chiediamo al governo centrale ma lo chiediamo anche alla regione. La regione si sta dimostrando sensibile a questo tema? No, in realtà noi siamo la regione che ha come investimenti, come quote destinate alla salute mentale una delle quote più basse a livello nazionale, e siamo lontanissimi dagli standard mondiali che ci vengono chiesti. Per cui noi chiediamo anche alla regione di stanziare il 5% del fondo sanitario regionale per questo tema, che appunto sta diventando emergente per i giovani, ma anche sul tema anziani dobbiamo far molto. Poi naturalmente ci sono tante storie che noi abbiamo raccolto e che vedremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, anche per esempio sulle liste d'attesa. Sì, ci sono situazioni diverse ma tutte urgenti, tutte da risolverle. Chiaramente in questo momento noi come organizzazioni sindacali siamo vicini alle persone che vivono queste situazioni, alle loro famiglie, che intrecciano chiaramente anche il mondo del lavoro. Precarietà, difficoltà lavorative, insicurezza lavorativa sono temi che condizionano anche il benessere, la salute mentale delle persone che rappresentiamo. Grazie a Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, e per ora da Venezia è tutto. Lina, a te la linea. Grazie Filippo Fois e Tommaso Migot. Avete visto davvero quanta gente insieme al sindacato per rivendicare il diritto alla salute, anche quella mentale, lo abbiamo sentito, tema di cui ci siamo occupati anche noi tante volte perché purtroppo è davvero un disagio emergente. Passiamo da una stazione, viene da dire, all'altra, perché andiamo a Padova dove la stazione, lo sappiamo, è zona rossa, la prima zona rossa del Veneto. Anche lì c'è stato un presidio questa mattina perché lunedì in prefettura, proprio a Padova, verrà presa la decisione su un'eventuale proroga della zona rossa in stazione. Presidio a favore del rinnovo, il comune invece pensa a soluzioni alternative. Sul posto per noi Federico Fusetti e Cristian Roque Allende. A Padova si riaccende il dibattito sulla zona rossa, siamo in stazione perché domani sarebbe la scadenza naturale, quindi 2 mesi stabiliti all'inizio. Lunedì comitato per l'ordine pubblico, il prefetto deciderà se rinnovare o meno la zona rossa. Altre città in Italia stanno decidendo, la maggior parte va verso il rinnovo. A Padova, dicevo, si riaccende il dibattito perché insomma c'è chi vuole la proroga e chi no. L'UGL è in piazza qui, siamo proprio in stazione e mi pare di capire, Fabio Beltempo è il segretario provinciale dell'UGL di Padova, che voi alla zona rossa credete. Noi siamo fautori e artefici di questa richiesta perché noi come UGL ancora 2 anni fa abbiamo fatto dei presidi qui nel piazzale della stazione con la UGL Giovani nello specifico, perché era un problema che proprio i giovani avevano a cuore e ci hanno sensibilizzato su questo.
La stazione di Padova è la porta d'ingresso di questa città ed è giusto che non vi sia il degrado, è giusto che sia sicura, è giusto che i nostri ragazzi che vanno all'università abbiano la possibilità di transitarvi in maniera civile ed è per questo che noi per primi abbiamo iniziato questa chiamiamola piccola manifestazione per sensibilizzare chi di dovere, per creare una zona dove il degrado e la sicurezza fossero garantiti. Come vi sembra sia andata in questi 2 mesi? Questi 2 mesi devo dire che secondo me i risultati si vedono assolutamente, cioè la zona rossa ha funzionato e sta funzionando. Siamo anche convinti che la zona rossa non possa perdurare e persistere all'infinito. Però intanto una proroga, diciamo, sarebbe utile. Una proroga è utile perché secondo noi 60 giorni sono troppo pochi per cercare di debellare e risolvere una problematica che esiste da anni in questa città e purtroppo esiste anche in quasi tutte le stazioni del Veneto, oserei dire, proprio le zone delle stazioni sono quasi diventate delle zone franche dove la gente o delinque o spaccia o c'è un degrado generale. Ultima cosa, il Comune invece sembra che vada più verso una richiesta di altre iniziative sociali per rivitalizzare la zona, insomma, e non la proroga della zona rossa. È una strada anche quella secondo voi? Noi siamo convinti che sia una strada e deve essere assolutamente percorsa, però il Comune queste cose le deve fare e non le deve solamente proclamare. Grazie a Fabio Bontempo, segretario provinciale dell'UGL di Padova, e vedremo quello che accadrà lunedì. E insomma, avete visto sindacati mobilitati oggi nei capoluoghi per presidi dalla sanità alla sicurezza. Grazie allora a Federico Fusetti e Cristian Roccaiene, grazie all'ospite. Restiamo a Padova con la vicenda dell'ennesima anziana vittima di una truffa. Una 78enne di Campodarsego si è lasciata convincere a consegnare 5.000 euro. Il truffatore è stato arrestato, ma pensate che si tratta di un ragazzo di appena 16 anni. Truffe agli anziani, protagonista in negativo stavolta. È un ragazzino di soli 16 anni che è stato arrestato dalla polizia per essere riuscito a farsi consegnare 5.000 euro in contanti da una 78enne di Campodarsego, soldi per fortuna recuperati e riconsegnati alla donna. Il giovane aveva telefonato fingendo di essere un maresciallo dei carabinieri e che il figlio dell'anziana aveva causato un incidente con un ferito grave. Per liberare il figlio servivano 5.000 euro e la donna aveva confermato di averli con sé. Così, fingendo di essere un collega del maresciallo, il sedicenne si è presentato a casa della 78enne ritirando i contanti. Quindi la corsa in stazione a Padova per allontanarsi dalla città. Gli agenti della Polfer però notano il ragazzo che alla biglietteria automatica salta la coda, estrae un pacchetto consistente di contanti e acquista un biglietto per Napoli utilizzando un nome falso. E così, accompagnato in questura, emerge la verità e un precedente per ricettazione di un telefono cellulare. Gli investigatori trovano conferme nelle immagini delle telecamere di Campodarsego e così il giovane viene arrestato per estorsione in flagranza, messo a disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia e trasferito dai poliziotti della squadra mobile all'Istituto Penale per minorenni Santa Bona di Treviso. All'anziana vittima, che ha ringraziato la polizia, sono stati così restituiti i 5.000 euro. Non capisco come sia potuto succedere, sono sempre molto attenta, non si dà pace. Un'altra donna trevigiana rimasta vittima di un raggiro, Maria Rosaria Santoro, vittima di 2 finti tecnici del gas, rubati gioielli e orologi per 20.000 euro. Non apro neanche se vedo la polizia che mi mostra il tesserino, pensi un po'. Quindi mi hanno abbindolata bene, io non apro, sono attentissima, guardi, ma molto attenta. Non mi fido di nessuno, neanche quasi di me stessa, per cui vuol dire che proprio non lo so. Non riesce a capacitarsi di quanto successo Maria Rosaria Santoro, vittima di un vero e proprio raggiro messo in scena da 2 finti tecnici del gas entrati in azione in un condominio a ridosso della Feltrina alle porte di Treviso. La signora incontra la coppia di delinquenti fuori dalla porta di casa, indossano giubbe gialle, parlano un italiano corretto. Io stavo aprendo, uno me lo sono trovato alle spalle, l'altro è arrivato in un secondo tempo, il complice. E che cosa le hanno detto? Niente, che doveva controllare anche lui i termosifoni. Che c'era una perdita? Che c'era una perdita sotto e che se no saltava tutto. Difatti quando ho visto l'acqua per terra un termosifone ho detto ma cosa succede? E dice ha visto che è scoppiato uno.
I due fanno finta di controllare ogni angolo dell'appartamento con una sorta di laser alla ricerca di altre perdite d'acqua. Dicono che lo strumento non funziona perché la donna ha addosso troppi metalli, da qui la richiesta di metterli sigillati in una busta. Alla fine però, perché prima me l'hanno fatto credere, andavano in giro a controllare, apre il rubinetto, l'acqua calda, l'acqua fredda. Sì, non è che all'inizio mi hanno detto metta la roba in busta. E quando è che gliel'hanno detto? Alla fine, dopo 15-20 minuti, c'erano bracciali, anelli, orologio d'oro, collana, orecchini. Ci sono quindi ricordi di una vita, tra cui la fede della madre. Di quanto parliamo? Di tanto. Comprarli nuovi sicuramente 20.000 euro. Quando la busta le viene strappata di mano, tutto è chiaro nella sua gravità, ma è troppo tardi. Li ho rincorsi, non si sa neanche da che parte siano scappati. Quindi lei li ha rincorsi giù per le scale? Sì, spariti, tutti e due. Spariti. Le urla mettono in allarme l'intero condominio. Io ho solo sentito la signora che urlava per le scale, aiuto, e sono uscito fuori dal mio appartamento, ma i ragazzi presunti, secondo la signora, sono scappati. Io non ho fatto in tempo a vedere. Visto questo qui, tra Monigo e San Liberale, sono due quartieri, diciamo, codice rosso vogliamo chiamiamolo come vogliamo, che tra stranieri, extracomunitari, gente poco raccomandabile, cioè a volte invivibile. L'episodio è stato denunciato alla polizia. Maria Rosaria non si dà pace. È un attimo, no? Perché poi sono molto incalzanti, insistenti, non ti danno neanche il tempo di rendertene conto, no? Sono preparatissimi per quello. Lei adesso come sta, signora? È riuscita a dormire qualcosa? Come devo stare? Devo rassegnarmi perché sennò non voglio neanche pensarci, purtroppo. Il servizio del nostro Christian Arboit, che oggi in diretta si occupa di un caso di tutt'altro genere. Ci colleghiamo subito con lui e con Simone Merlo. Siamo a Trevignano per l'appello di un giovane pastore che rischia di dover chiudere la sua stalla, che era il sogno di una vita. Christian. Buongiorno Lina, buongiorno anche da parte di Simone Merlo. Noi siamo in questa stalla di Trevignano in via Madonnette, una stalla di capre, una cinquantina di capre, un numero che è cresciuto con il tempo man mano che cresceva la passione di questo giovane allevatore pastore che è qui con noi. Ecco, se mi raggiungi, grazie davvero, Denis De Bortoli, un giovanissimo, solo 17 anni, e questa sua passione è iniziata quando di anni Denis ne avevi 14. Sì, avevo 14 anni quando ho iniziato questa passione a comprare le prime. Quindi hai cominciato a comprare le prime capre. Questa è una stalla storica, era la stalla di tuo nonno, qui si allevavano maiali, poi vacche, anche cavalli, una passione di tuo papà, e adesso appunto capre. Sì, è passata la mia passione sono state le capre, abbiamo sistemato la stalla, l'abbiamo arredata e ora siamo arrivati a 50 capi e stiamo per chiudere. Ecco, perché questo è il punto. State per chiudere perché? Intanto se ci puoi appunto accompagnare in questa stalla e se ce la puoi un attimo illustrare. Voi state per chiudere perché alcuni giorni fa c'è stato un sopralluogo di comune e tecnici dei servizi veterinari dell'ULSS che vi hanno appunto intimato di chiudere. C'è stato un avviso orale, da quello che ho capito, da parte anche del primo cittadino di Trevignano. Sì, c'è stato un sopralluogo dai veterinari e sono stati controllati i capi e ci hanno chiamato in comune e in comune ci hanno detto che abbiamo 10 giorni per toglierli dallo stabile. E questo significa due cose, o venderli o mandarli al macello. Sì, è molto probabile che gli animali andranno al macello perché è difficile trovare da vendere abbastanza un numero di 50 capi. Quindi dovrai disfartene. Sì, purtroppo dovrò disfarmene, purtroppo sì. E questo vale anche per le caprette e gli esemplari più giovani? Sì, vale per tutto, sia per i giovani che dovrebbero avere un futuro, sia per le più anziane che comunque fanno la loro produzione di latte. Dovremmo iniziare a venderlo, però non abbiamo. Perché tu le capre le tieni proprio per il latte. Adesso c'è questo avviso orale, tu devi di fatto chiudere. C'è un problema di accatastamento, quindi un problema burocratico, da quello che si è capito. Sì, c'è solo un problema burocratico perché la stalla è sempre la stessa, gli animali sono sempre gli stessi. Il comune, Franco Bonesso, il sindaco di Trevignano, ci ha detto che dobbiamo vendere gli animali
o farseli tenere da qualcuno, e sistemare la documentazione, la burocrazia e ricomprarli. È molto difficile una roba del genere. Tu non te la senti di mandarli al macello, anche per una questione affettiva? No, siamo molto legati tutti quanti agli animali, non ce la facciamo mandarli al macello. Ecco Dennis, ci mostri l'ultimo arrivato in questa grande famiglia. Questo è l'ultimo capretto nato che ha 3 giorni, dovrebbe avere un futuro qua dentro, figlio di una grande capra. Dovremmo tenerlo da riproduzione, però purtroppo... Purtroppo, ecco. Quindi tu in questi giorni dovrai capire veramente cosa fare di questo che è anche il tuo di futuro, perché su questo stai puntando. Tra l'altro tu, Elina, questo è importante dirlo, non ti occupi soltanto di questa stalla. Tu durante il giorno che cosa fai? Io faccio il pastore, mi sveglio alle -1/4 alle 5 la mattina, sistemare le capre, dar da mangiare, pulire, buttare la paglia e poi andare a lavoro alle 7. Alle 7 perché ti occupi di un gregge di pecore, di 1000 pecore. Sì, un gregge di 1000 E pecore. adesso dove si trova? Si trova qui nel Veneziano. Ecco, ed è diretto, sarà diretto verso l'estate in Comelico, in Val Bisdende. Sì, andrà in Comelico in estate. Quindi tu a 17 anni ti alzi già alle 5:15 della mattina, ti dai da fare, cerchi di crearti un futuro, adesso ti è capitata questa tegola in testa, ti taglia un po' le gambe tutta questa faccenda. Sì, ci taglia le gambe perché è anni che stiamo lavorando per avere un futuro e purtroppo il futuro non ce l'avremo. Perché dobbiamo eliminare tutti gli animali, tutti i sacrifici, tutti i soldi spesi qui dentro per questo. Quindi chiedi un po' alla politica di mettersi una mano sulla coscienza. Sì, sto chiedendo alla politica di non farmi chiudere, di darmi una mano, anzi ad andare avanti. Sto chiedendo al sindaco se per favore ci può dare una mano, ma purtroppo... Per il momento non hai avuto risposte. Non ho avuto risposte. Grazie Dennis, qui c'è anche il papà di Dennis, il fratellino più piccolo, signor Franco. È un orgoglio per lei questo figlio? Sì. E lo ha aiutato fin dall'inizio a comprare le capre, a portare avanti? No, le capre se le ha comprate lui. Ah, se le proprio comprate lui? Sì, io gli ho aiutato come manodopera e basta. Quindi insomma questo figlio va sostenuto? Sì, specialmente da questi qua di Vignano, che sia, e anche dal veterinario. Il giorno d'oggi bisogna dare una mano ai figli, non che vadano in piazza a droga, bere, far casino. Perché questo è il tema, no? Si parla sempre tanto di giovani, tu sei un giovane che si dà da fare dalla mattina alla sera. Sì, sono uno che mi dà da fare, non sono uno che mi do arie per questo, però chiedo che ci diano una mano a quelli che ci danno da fare, non che ci taglino le gambe. Grazie Dennis, il messaggio Lina è forte e chiaro e parte da questa vuoi dire qualcosa a tuo fratello? Come ti chiami? Mi chiamo Dylan e gli do una mano anche io la mattina e mi alzo presto come lui. Ecco, quindi anche tu, quanti anni hai? 11. E quindi anche te sei qui insomma che lavori, che ti dai da fare? Sì. Quindi immagino che anche te come tuo fratello, Sì, mi alzo presto e gli do sempre una mano. E questa stalla non va chiusa? Secondo me no. Grazie Dylan, grazie davvero, grazie a tutti. Lina, come ti dicevo, messaggio forte e chiaro, fortissimo direi da questa stalla di Trevignano è tutto con Simone Merlo. Ti restituisco la linea. E speriamo naturalmente che possa avere una soluzione in positivo questa vicenda. Allora, restiamo in tema di animali, perché c'è un altro caso di cui ci eravamo occupati in realtà già qualche settimana fa, che ci arriva dalla zona del Bassanese, che riguarda un'aquila e che non sta, diciamo, andando come dovrebbe. Sentiamo. Era fine febbraio, una notte di pioggia, quando un'aquila reale, un maschio di 23 anni in difficoltà, è planato nella proprietà dei signori Campana, era rimasto ferito, si è nutrito anche di un'anatra e poi è stato recuperato questo bell'esemplare e curato in queste settimane. È arrivata la notizia positiva che ci sarà la liberazione nuovamente nell'ambiente di quest'aquila, ma la liberazione avverrà in un punto
punto diverso da quello del ritrovamento qui a San Nazario. Robertino Campana, allora questo ritrovamento voi dite che questo dovrebbe essere il punto della liberazione. Sì, infatti esatto. Abbiamo saputo due giorni fa dalla notizia della liberazione dell'Aquila, però non lo vogliono fare nella zona nostra. Vogliono portarla praticamente alle Laite a Rubbio, non so perché, non so il motivo. Io non dico che vengono a liberarla qua, però almeno nel nostro comprensorio o Camposolagna, Carpanè, Colmuschin, perché a parte che in 5 minuti Battito Dalli viene qua, cioè non riesco a capire come mai dall'altra parte del Brenta. Spiegazioni non sono riuscito ad averla e mi dispiace, ecco. Il più dispiaciuto, Robertino, è probabilmente suo padre, Luigi, che proprio quell'aquila quel giorno l'aveva presa in braccio, se la ricorda. Sì, e la carezzavo dappertutto. Non ho mai aperto il becco, non ho mai fatto niente, carezzavo anche le zampe che erano messe nella cinta di pantaloni. Ecco, quel giorno poi, appena noi siamo andati via, ce ne sono arrivate altre due. Arrivate due su qua in cima, che si stava a chiamare. Ma però, porco quel can, il capo delle guardie, perché vuole liberarla a Rubbio? Perché ha detto che se viene di qua, è facile che un altro maschio la uccidano. Perché adesso devono andare in amore. Ma a me non mi interessa, tanto può essere un maschio di là che di qua, giusto? Ma non so, porco quel can, perché vuoi fare questi mestieri? Là mi sempre insegna che quando si trova una bestia sul stesso posto deve essere liberata sul stesso posto, non a 20 km di lontananza. Mondo cane. Questo è il mio mestiere e sono arrabbiato nero, che più nero è così non posso, perché se viene liberata di qua mi presento andare a liberarla, ma se vai a Rubbio me non mi vedono. Vedremo, l'appuntamento è appunto venerdì 11 alle 11 a Rubbio, località Laite. Ovviamente chiederemo chiarimenti anche alle guardie forestali per capire quale sia il motivo tecnico-scientifico che al momento ignoriamo sul perché sia stato scelto quel punto di liberazione anziché quello del ritrovamento. Con Alessandro Costacurta, per il momento da San Nazario Val Brenta è tutto, a voi la linea. Grazie ai colleghi anche di questa testimonianza. Avete sentito, no, il calore che ci si mette anche nel difendere questi animali, tanto le capre l'abbiamo visto prima da Trevignano quanto quest'aquila, e così deve essere. Noi parliamo adesso di rischio caduta massi in seguito a episodi di maltempo, perché a Castelgomberto c'è una strada che ora si procederà a mettere in sicurezza. Un problema storico per la viabilità comunale, quello di via Vanzetti a Castelgomberto, strada che in passato ha registrato problematiche causate da eventi meteo intensi e legate alla caduta di massi. L'intervento per la messa in sicurezza della strada per pedoni e auto fa parte di un più ampio programma di messa in sicurezza delle strade, finanziato anche grazie ai contributi regionali. Un intervento di messa in sicurezza della via che collega il comune a Sovizio e Gambugliano del valore di circa 100.000 euro, che ha riguardato un tratto di 135 metri. Qui in via Vanzetti abbiamo eseguito un'opera di messa in sicurezza soprattutto della strada che porta a Sovizio e Gambugliano per garantire il passaggio dei veicoli. L'attività è stata possibile grazie a un contributo che è stato preso dalla Regione, che ci ha consentito di fare questo lavoro e anche di finanziare questo oltre a quello in via Bocca. È un lavoro che continuiamo ormai da 7 anni, da quando è iniziata l'amministrazione, per cercare di garantire la messa in sicurezza del territorio dove è possibile, e per garantire poi anche il passaggio in sicurezza dei veicoli piuttosto che dei pedoni. Gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche, trattandosi di un'area vincolata, e sono mirati alla prevenzione del fenomeno della caduta massi, che si verifica periodicamente, in particolare durante la primavera, a causa dell'azione delle radici delle piante nelle fessure delle rocce. I lavori hanno permesso di delimitare le aree di intervento con reti di cantiere e realizzazione di accessi per i mezzi, oltre al taglio della vegetazione che interferiva e il disgaggio nelle pareti rocciose dei piccoli volumi instabili. Sono stati realizzati gli ancoraggi alle pareti rocciose con barre di acciaio e posa di reti paramassi.
Andiamo al tema dei dazi adesso, drammaticamente urgente. Interviene nuovamente la CGA di Mestre, che spiega che anche in Veneto il rischio povertà è più alto tra i lavoratori autonomi che tra i dipendenti. Questo naturalmente se i dazi dovessero portare a una nuova recessione. I più a rischio sarebbero naturalmente le partite IVA. È il focus di oggi con Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, che sentiamo lo spiega proprio il tema. Il lavoratore autonomo è poco più di un dipendente, ma a differenza di quest'ultimo non dispone di alcun ammortizzatore sociale e ha sempre grosse difficoltà a farsi pagare. Se l'introduzione dei dazi dovesse peggiorare il quadro economico del Veneto, facendo crollare anche i consumi, le partite IVA sarebbero le prime a pagare gli effetti della crisi. Per questo dobbiamo sostenere la domanda interna, investendo tutti i soldi del PNRR e continuando ad abbassare le tasse per lasciare più soldi in tasca a tutti. Questa dunque è la proposta della CGA di Mestre. Intanto noi stiamo da giorni monitorando quelli che sono gli effetti e le ricadute sul territorio degli annunci arrivati in settimana dalla Casa Bianca. La borsa di Milano è letteralmente crollata. L'economia, andiamo nella Marca trevigiana, è necessariamente in apprensione. Dagli artigiani appello diretto al governo, anche in questo caso, per una iniezione di liquidità nell'immediato. Attenzione alla Cina, dicono invece gli industriali. L'export trevigiano verso gli Stati Uniti in un anno era cresciuto, pensate, di quasi 65 milioni di euro. Noi chiediamo in questo momento di aiutare le imprese e non abbandonarle a se stesse, quindi se c'è la necessità di iniezione di liquidità per sostenere le imprese sane, quelle che sono presenti sul mercato e che hanno momenti di difficoltà, questo noi quello che chiediamo al governo. Per una situazione emergenziale servono misure straordinarie. Nel giorno in cui crolla Piazza Affari, un tonfo così non si vedeva dall'11 settembre, l'economia trevigiana lancia un appello forte alla politica e parla espressamente di contributi diretti, anche a fondo perduto. Dopo le mosse di Washington sui dazi, non è il momento dell'austerity. Anche la Germania negli ultimi tempi sta generando deficit senza preoccuparsi molto del mercato comune europeo. Questa è un'emergenza molto grave. Treviso è la seconda provincia veneta per export verso gli USA. Nel 2024 il record con 1 miliardo e 343 milioni di euro, circa 65 milioni in più rispetto all'anno precedente, e non è solo il fattore prosecco, anzi se si guarda all'agroalimentare. Ma anche altri prodotti alimentari, anche la pasta per quanto ci riguarda è un prodotto importante per noi. Alla voce degli artigiani si alterna quella degli industriali, con Paola Carron che dice chiaramente come il sistema paese non possa permettersi uno scontro commerciale. Legno, arredo, moda, calzature i comparti più esposti, ma nei giorni in cui si guarda la Casa Bianca da Confindustria Veneto Est, l'invito a non dimenticarsi della Cina, che di queste tensioni potrebbe approfittare ulteriormente per rafforzarsi. Liberare investimenti e snellire la burocrazia, fa intendere Carron, è la prima mossa per non soccombere nel breve e medio periodo. E un focus sulla situazione dell'export invece in provincia di Vicenza ce lo ha fornito Alessandro Trentin di Confimi Industria. Economia ai tempi dei dazi. Vicenza è la locomotiva dell'export del nord-est, da sola vale oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, il 30% di tutto il Veneto. E molte aziende vicentine stanno lavorando a ritmi alti anche in questi giorni. Io sto sentendo tanti amici imprenditori, anche attraverso l'associazione, in realtà in questi primi 3 mesi, poi non sappiamo se cambierà, non ci sono mai stati così tanti ordini in portafoglio delle nostre aziende. Le ricadute dei dazi però sono il grande tema. Certo, se i dazi sono sbagliati allora lo sono sempre, quando li impone Trump, ma anche quando per ritorsione li introduce l'Unione Europea. E questo perché, attenzione, se i dazi statunitensi verranno pagati dai cittadini americani che acquistano i prodotti extra USA, specularmente quelli minacciati da Bruxelles verranno pagati dai cittadini europei. Insomma, rischia di innescarsi un circolo vizioso che ricadrà come al solito sui cittadini, ma anche sui mercati, visto che gli americani sono grandi acquirenti dei prodotti made in Italy, molto più di quanto avvenga al contrario.
In una guerra dei dazi i cittadini pagherebbero sempre di più, aumenterebbe l'inflazione e salirebbero i tassi di interesse. Insomma, se i dazi americani sono un errore, quelli europei sarebbero un secondo errore. Invece, alcune aziende, per ovviare ai dazi, potrebbero aprire negli Stati Uniti. Ma io credo di sì che sia un'opzione. Molte aziende vicentine hanno già sedi negli Stati Uniti, magari commerciali, e potranno cominciare anche a acquisire per esempio aziende piccole o medio-grandi negli Stati Uniti per essere presenti con una stabile organizzazione in America. E se invece i dazi fossero un sistema negoziale con cui Trump punta a ottenere qualche risultato? Beh, in effetti, di fronte alla minaccia di una guerra commerciale, le strade sono due: o una recrudescenza che porta a uno scontro che non conviene a nessuno, oppure una distensione. Tutti che abbassano le armi, quindi i dazi, per iniziare un'epoca di mercati più aperti e liberi tra Europa e Stati Uniti. E così, da una crisi, potrebbe nascere un'opportunità. Non ci si può, fregiare del titolo liberale quando poi si mettono i dazi. Questo è evidente che è un momento, deve essere un momento temporaneo per raggiungere determinati obiettivi di finanza pubblica. L'auspicio è quello che le parti, anziché mostrare i muscoli e il petto, vadano veramente attorno a un tavolo e si ritornino ad essere amici per raggiungere quella prosperità di cui eravamo abituati. Così il tema dazi. Allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco, parleremo di politica e torneremo anche alla cronaca. Eccoci di nuovo in diretta col nostro Focus TG. Allora, prima di andare sul sito del Gazzettino per quella che è una notizia di oggi che sta già facendo discutere, andiamo a vedere sul tema politica e regionali la presa di posizione del leader di Azione, Carlo Calenda, che lancia l'asse dei moderati e si rivolge alla Liga Veneta, e questo nelle ore naturalmente in cui, in vista del congresso federale leghista che si apre oggi a Firenze, si registra, chiamiamolo così, un nuovo caso Zaia, perché il governatore domani non sarà a Firenze per l'incoronazione di Salvini a segretario, ma al Vinitali, col sindaco di Treviso Mario Conte che dice nessun caso. Attenzione che possiamo vedere questa notizia adesso sul homepage del Gazzettino. Si può votare nel 2026? Ora il Veneto lo chiede al Consiglio di Stato. Il Gazzettino di oggi riporta che la Regione ha sottoposto il quesito al Consiglio di Stato, perché sappiamo che c'è una disputa normativa che il governatore Zaia dice da parecchio tempo va risolta, e quindi la palla passa anche in questo caso al Consiglio di Stato. Vedremo cosa dirà. Sentiamo Calenda. La Lega in Veneto è un po' la tradizione del Veneto bianco, quindi credo che tutti insieme dobbiamo cercare di fare un'operazione politica. Ecco, io auspico che Zaia faccia questo passo avanti, che non è un passo indietro, a lavorare alla costruzione di una grande operazione politica di responsabili volenterosi che affrontino quello che sta arrivando, che purtroppo è molto pesante, in modo intelligente, moderato ma intelligente. Non c'è ambiguità nelle parole del leader di Azione Carlo Calenda, che a Padova per la direzione nazionale del partito lancia di fatto l'asse dei moderati e guarda la Lega Liga Veneta. Calenda ricorda che Azione già governa alcuni comuni veneti con i leghisti, poi fa un nome su tutti, quello di Mario Conte, quasi una sorta di investitura in vista delle prossime regionali. Noi abbiamo un buon rapporto anche a Treviso, dove non governiamo con il sindaco, ma con cui abbiamo un buon rapporto, una persona, ripeto, moderata, non è molto diversa la Lega qui da quella di Salvini, che urla, coi treni che si fermano, dice una cosa un giorno, dice che i dazi vanno bene. Cioè sono proprio cose che secondo me viste da fuori sembrano incompatibili. Ci sarebbero quindi due leghe e Calenda parla quella autenticamente veneta, e questo nelle ore che precedono il congresso federale di Firenze, con Luca Zaia che non sarà presente alla giornata clou di domenica, quando il leader Salvini sarà incoronato, salvo colpi di scena, nuovamente segretario, con la variabile Vannacci dato per vice. Zaia sarà infatti al Vinitali, smorza in retroscena, ma già farlo è una sorta di indizio, lo stesso
stesso Mario Conte. E ben fa se sacrifica un momento di confronto interno per stare con coloro che in questo momento cercano dei punti di riferimento credibili, quale è il presidente Zaia. Però siccome sabato mi risulta che sarà presente al congresso, io credo che non ci sia nessun caso Zaia, noi saremo presenti e io in modo particolare sarò presente sabato e domenica a Firenze, ci ricompatteremo, ci confronteremo, se sarà da chiarire alcuni punti li chiariremo, però l'importante è che poi da lunedì mattina si parte con energia nuova e con voglia nuova di servire la comunità interpretando al meglio quelle che sono le sue esigenze. Accennavamo alla proroga del voto alla primavera del 2026, a chiederla a sorpresa è anche Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico. Conviene anche a noi, ha detto. È forse tardi per organizzare un'alternativa di centrosinistra come la vedrei io, come la programmerei io, che è una cosa diversa. E quindi si auspica che si spostino le elezioni al 2026 o cosa? Ma guardi, io penso che se si spostano le elezioni al 2026 questo darebbe più tempo alla coalizione di centrosinistra per definire un candidato e dare al candidato l'opportunità di fare esattamente quello che ho detto. Qui c'è da visitare centinaia di posti. Serve tempo, più tempo, per programmare elezioni che siano almeno contendibili. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Andrea Crisanti va ancora una volta controcorrente rispetto alla linea del Partito Democratico, che più volte in queste settimane ha bocciato l'idea di una proroga del voto regionale dall'autunno di quest'anno alla primavera del 2026, ipotesi messa sul tavolo dallo stesso Luca Zaia e di fatto supportata dal ministro all'interno Piantedosi in una recente visita proprio a Palazzo Balbi, dimostrazione pratica di eterogenesi dei fini applicata all'ambito politico. Mancano 3 mesi a giugno, ancora stiamo tutti in attesa della sentenza per De Luca, ci sta poi a luglio e agosto, non si combina niente, ma lei pensa che settembre-ottobre è un tempo sufficiente per fare questa azione? Io penso di no. Cioè, a me le elezioni mi piace vincerle. Già vincerle, perché Crisanti torna a dichiararsi disponibile per guidare un'eventuale coalizione di centrosinistra che punti su sanità pubblica, lotta al consumo di suolo, politiche sociali, e questo mentre il tempo scorre. Penso che per vincere c'è bisogno di più tempo, perché stiamo in salita. Allora, se poi vogliamo fare una campagna di limitazione danni, questo è un altro discorso. Ma se si può vincere, a mio avviso, se le elezioni vengono rimandate è meglio. Abbiamo sentito poco fa Carlo Calenda parlare della Liga Veneta in contrapposizione, dice, dall'esterno alla Lega di Salvini, e allora della Liga e di un grande personaggio della Liga delle origini si parlava questa mattina a Villorba, alla libreria Lovat. È collegato in diretta il nostro Lucio Zanato, che vedo con Simonetta Rubinato, per parlarci di un libro dedicato a Bepi Covre. Lucio. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui proprio per ricordare 5 anni alla scomparsa Bepi Covre. Bepi Covre diciamo così, l'imprenditore, Bepi Covre il sindaco di Oderzo, Bepi Covre il parlamentare e Bepi Covre soprattutto il politico di quella Lega che aveva delle aspettative importanti sia in termini di autonomia e federalismo, che adesso pare siano molto cambiate. Siamo con Simonetta Rubinato, perché devo dirti, Lina, che qui è stata una sorta di giornata degli eretici, perché Bepi Covre è sempre stato definito l'eretico della Lega e qui c'erano tanti altri eretici che racconteremo questa sera. Ziproieto robeggiato, pensa per ben 2 volte espulso. Simonetta Rubinato non ne parliamo perché lei dalla parte del Partito Democratico ha avuto anche lei la sua bella storia, ma tutto finalizzato a un'idea, quell'idea che aveva Bepi Covre e che adesso bisogna comunque portare avanti. Sì, mai arrendersi, direbbe lui, un uomo solido come lui che aveva le radici, dice, nella terra, nella sua terra, quindi nel Veneto, nella sua Oderzo, nella religione e quindi nella solidarietà della religione cattolica e nella sua lingua, il Veneto, proprio la sua lingua madre. Ecco, e lui la sua battaglia che metteva insieme l'imprenditore, il sindaco, il politico, era quella di dire: risolviamo i problemi, partiamo dai bisogni di questa terra e troviamo le risposte di cui questa terra ha bisogno. E questo si chiamava per lui, la ricetta era federalismo, era autogoverno.
Abbiamo ricordato oggi il suo pensiero, la sua testimonianza di politico operoso e concreto per il bene del territorio. L'abbiamo ricordato purtroppo prendendo atto, partendo dal suo libro, che quello che ha scritto 20 anni fa stiamo ancora aspettandolo. La classe politica italiana e anche veneta non è riuscita a realizzare una nuova stagione di riforme come era stata quella in cui era stato protagonista anche lui, le riforme Bassanini, la riforma del titolo V della Costituzione, ancora non realizzate in questo paese, anzi abbiamo avuto una ricentralizzazione delle risorse perché fiscali. lei ha detto giustamente che noi non ci siamo accorti, ma dopo il Covid di fatto si è quasi tutto ricentralizzato. Certamente, c'è stato anche un tentativo cultura politico di dire bisogna togliere anche la sanità alle regioni, perché non funziona, in realtà non funziona in alcune regioni. Il punto è responsabilizzare la classe politica di tutti i territori, perché l'Italia è bellissima, perché è molto diversa da nord a sud. A partire dalla cucina, vorrei dire, che è una ricchezza la diversità quando la vediamo da questo punto di vista, ma quindi ha bisogno, avendo queste differenze, che non sono disuguaglianze, devono essere differenze che vanno valorizzate e governate rispondendo a quei bisogni. Il federalismo è la chiave. Però abbiamo ancora 30 secondi. Lei ha criticato molto quest'idea che adesso ha il governo di abbassare al 40% nelle elezioni dei sindaci la possibilità o meno del ballottaggio. Lei dice è un altro smacco alla democrazia. Sì, perché non solo adesso ci sono le liste bloccate per il Parlamento e quindi la gente non va più a votare perché dice non è il mio rappresentante. Almeno ai tempi di Covre si sceglieva il rappresentante del territorio. Ma adesso c'è un tentativo di dire che l'unica elezione con ballottaggio che abbiamo in Italia sono le elezioni dei sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Cos'è il ballottaggio? Al primo giro mi scelgo il parlamentare, anche politicamente, magari più vicino a me. Al secondo giro ho un secondo colpo in canna per eleggere tra i due che arrivano, diciamo i primi due, quello che mi sento più vicino, anche se non è magari esattamente quello del mio partito. È un doppio potere per i cittadini di scelta e fa sì che chi viene eletto sia più rappresentativo rispetto ad oggi, dove un sindaco oggi si viene eletto, tenuto conto dell'astensione, rappresenta forse un quarto degli elettori. Al Senato si sta discutendo un emendamento che è stato presentato per far sì di evitare il ballottaggio anche nei comuni sopra i 15.000 abitanti, dicendo se il candidato sindaco, se uno dei candidati arriva al 40%, non più al 50%, è eletto senza fare il ballottaggio. Quindi si toglie un colpo in canna ai cittadini. E stiamo arretrando sulla democrazia, altro che federalismo e autogoverno. Grazie, a te la linea, Lina. Grazie a Lucio Zanato, grazie a Simonetta Rubinato e senz'altro un pensiero a Bepi Covre nei 5 anni dalla sua scomparsa. Allora, 2 flash di cronaca prima di proseguire con i nostri servizi. È in volo l'elicottero del SUEM 118, destinazione Romano De Zelino. Siamo a ridosso dell'area bassanese perché c'è stato un incidente grave con il parapendio e poi vedete sul sito di Treviso Today invece il malore sul campo da calcio. Siamo invece a Valdobbiadene con un 42enne rianimato e salvato in extremis dai compagni. Paura nella serata di venerdì intorno alle 22 a Bigolino di Valdobbiadene in via Caldival. Alessandro Fantin, presidente della Proloco, non stava giocando, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Castelfranco Veneto, non è in pericolo di vita ma è stato rianimato dai presenti ed è stato davvero provvidenziale. Cercheremo poi di darvi ulteriori informazioni se avremo aggiornamenti su questo grave incidente con il parapendio. La giornata è molto bella, senza dubbio ci sono molte vele che si sono alzate in volo nella zona del Grappa questa mattina, vedremo che succede. Allora, a Padova adesso perseguitava da mesi la fidanzata quindicenne, arrivando a picchiare lei e la mamma, storie davvero incredibili, e poi in questi giorni purtroppo sul fronte della violenza sulle donne abbiamo sentito davvero di tutto. La polizia di Padova ha arrestato un 19enne tunisino. Picchiato e minacciato in un bar dove con la mamma aggredita a sua volta aveva provato a mettere la parola fine su una storia tossica. Ha solo 15 anni, la mamma 35, la ragazza padovana che da mesi era perseguitata e molestata dall'ex, un 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio e responsabile anche di un'aggressione con un coltello a un connazionale. Da mesi il 19enne teneva in scacco
con la ragazza con minacce, telefonate quotidiane, messaggi continui giorno e notte che lasciavano poco all'immaginazione. Se mi lasci, fai una brutta fine. Lunedì scorso, in un bar di Mortise, lei con la mamma gli aveva spiegato che voleva lasciarlo. La reazione del 19enne era stata immediata, prima una tirata di capelli, poi un pugno alla quindicenne, schiaffi e pugni al volto anche alla mamma intervenuta per difenderla. Le donne erano scappate a casa del padre della quindicenne, qui il 19enne le aveva raggiunte arrampicandosi su una grondaia per fuggire solo all'arrivo della polizia. Portato in ospedale, la quindicenne, i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con 10 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la madre per botte e contusioni. Non domito, il giorno dopo il 19enne si era presentato a casa della nonna, da dove è partita una nuova chiamata al 113. Arrivati nei pressi, gli agenti della volante hanno rintracciato il giovane in flagranza di ferita con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato convalidato. Per il 19enne il questore ha disposto il collocamento presso il centro per il rimpatrio di Milano in attesa dell'allontanamento definitivo dall'Italia. Un'altra storia, segno purtroppo anche questa dei tempi che stiamo vivendo a Bassano del Grappa, con la macabra scoperta in un negozio di Viale Scalabrini. Era morto da giorni dentro il suo laboratorio di calzolaio aperto solo da qualche anno in Viale Scalabrini a Bassano. Leonardo Esteban Dotto aveva 58 anni. Il cuore si è fermato mentre stava sistemando la contabilità della giornata. Si era chiuso dentro a chiave per essere più tranquillo, ma quella porta non si è più riaperta, sino a quando il gestore del bar vicino, preoccupato perché non lo vedeva da tempo per il solito caffè, avendo provato a telefonargli senza risposta e avendo notato la chiave inserita nella serratura dall'interno del negozio, non ha deciso di chiamare i soccorsi. Sul posto i carabinieri della caserma di Via Emiliani e i vigili del fuoco che hanno sfondato il vetro del laboratorio. Riverso a terra, dietro quel bancone dove aveva ricevuto tanti clienti, c'era il corpo senza vita di Leonardo Dotto. La cosa che fa tristezza è che nessuno si sia accorto prima che gli era successo qualcosa. Arrivato dall'Argentina a Bassano, aveva deciso di intraprendere la professione di calzolaio dopo un periodo da apprendista, come raccontava ai suoi clienti. E molti ricorderanno come, soprattutto all'inizio dell'attività, fosse solito chiedere d'essere sinceri e dirgli se il lavoro fosse stato eseguito a regola d'arte o se ci fossero migliorie da apportare, perché lui diceva voleva dare il massimo e rendere soddisfatte le persone che gli affidavano le loro scarpe. Il posto migliore dove mettere i vostri piedi, amava dire con un sorriso, quel sorriso che tutta Angarano ricorderà e terrà nel cuore. A Belluno adesso è stato destinato al sostegno della campagna di vaccinazione per bambini in Uganda, al risarcimento dei 7 indagati per diffamazione online nei confronti del pediatra e infettivologo dell'ULSS 1 Gian Giacomo Nicolini. Oggi vi racconterò le motivazioni per cui ho vaccinato i miei ragazzi contro il SARS-CoV-2 e per cui spero di riuscire a darvi delle indicazioni per vaccinare anche voi i vostri figli. Iniziava così il nostro servizio del 26 agosto 2021, eravamo in piena pandemia e la campagna vaccinale per contenere la diffusione del Covid si stava estendendo anche ai bambini. Nello svolgimento del suo servizio di pediatra e infettivologo dell'ULSS Dolomiti, il dottor Gian Giacomo Nicolini, in un video concordato con la direzione dell'azienda sanitaria, spiegò, dati alla mano, efficacia e sicurezza del vaccino a mRNA approvato per i bambini sopra i 12 anni. Il video venne postato nella pagina social dell'ULSS, il nostro servizio entrò nel canale YouTube. Migliaia di visualizzazioni, centinaia i commenti di apprezzamento, diversi però gli insulti rivolti al medico, minacciato anche personalmente. Minacce personali, anche minacce alla mia famiglia, per cui erano state situazioni sicuramente spiacevoli. Ricordo che avevo anche i carabinieri e le forze dell'ordine che passavano da casa spesso e volentieri chiedendomi com'era andata la notte. Si decise perciò di affrontare la situazione di petto, proponendo denuncia a querela per diffamazione nei confronti degli haters. Ne furono individuati 10 e per 2 di questi il processo si aprirà il prossimo 29 aprile. I rimanenti 7, una persona nel frattempo è morta, decisero di patteggiare la pena. Il dottor Nicolini è stato fino ad ora risarcito con 8.000 euro. Il pediatra ha scelto di destinare quel denaro ad un progetto vaccinale dell'associazione Insieme si può in Uganda e l'iniziativa benefica è stata presentata al San Martino di Belluno. Non avevo nessuna intenzione di tenere per me quello che potevano essere
essere il risarcimento economico dato per le motivazioni che conosciamo, ma di impiegarle in un progetto che non volesse essere un progetto di ricerca campato in aria o dato a un'associazione assolutamente ignota, ma un qualcosa di locale che si sviluppasse proprio per aiutare dei bambini diciamo in difficoltà. La campagna è già stata avviata in 2 tranche, la prima per 4.000 euro interessa quasi 8.000 bambini sottoposti al vaccino contro morbillo, rosolia e malaria, mentre la seconda riguarderà il vaccino contro il papillomavirus. Sosteniamo l'ultimo chilometro, le vaccinazioni che arrivano spesso ai centri sanitari poi non riescono a raggiungere veramente gli ultimi degli ultimi, magari nei villaggi più dispersi. Questo progetto è prezioso perché ci riesce ad aiutare proprio nel raggiungere con un automezzo, un team medico e dei presidi sanitari a volte basilari, scontati, che purtroppo dall'altra parte del mondo non sono così scontati. Il tema della sicurezza stradale invece al centro dell'incontro che ha visto all'Istituto Cerletti di Piavondi Oderzo salire in cattedra i sindaci del cosiddetto tratto maledetto della A4. Abbiamo spiegato, i sindaci hanno spiegato quanto è importante l'attenzione per tutto quello che fanno, l'attenzione alla guida per evitare il peggio che molte volte purtroppo dobbiamo andare noi amministratori a raccontare, a dire, a portare la notizia ai genitori, è quello che non vogliamo più fare. Sono saliti in cattedra tutti insieme per la prima volta i sindaci dell'asse della A4 in Veneto orientale davanti agli studenti del Cerletti di Piavondi Oderzo per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Una scuola colpita lo scorso ottobre dalla morte in seguito ad un incidente stradale di un suo studente, Davide Lorenzon, e proprio perché tragedie come questa non si ripetano più, i sindaci assieme ad Autostrade Alto Adriatico hanno voluto coinvolgere i ragazzi affinché diventino testimonial di un messaggio chiaro. Per noi sindaci è fondamentale importanza arrivare ai giovani e poter insieme a loro costruire la sicurezza del futuro, quindi non basta solo sistemare le strade e usare appunto le risorse comunali per mettere a posto le nostre strade, ma anche fare squadra con i ragazzi e fare educazione a scuola. L'importanza è sempre ricordare a questi ragazzi che la sicurezza è anche la nostra attenzione alla guida, perché una disattenzione può essere fatale non solo per noi ma anche per gli altri. Un territorio questo attraversato dalla A4 nel tristemente noto tratto maledetto che sente fortemente la questione della sicurezza. Lo sentiamo molto, io sono stata anche parlamentare, ho lottato per sbloccare la terza corsia, è stato un lavoro importante fatto da tutti i sindaci del territorio e finalmente questa cosa è successa e sta andando avanti, il bando in piedi e si procede. Quindi ringrazio della massima collaborazione, però l'importante è trasmettere ai ragazzi il fatto che l'attenzione non va mai dispersa. Come città siamo direttamente interessati anche all'asse viario, naturalmente autostradale. Ricordo solo ieri che ad esempio dopo un incidente, al di là dell'incidente, la strada era intasata di auto, perché quando chiudono l'autostrada tutto il traffico viene dirottato verso San Donà. E noi come amministrazione stiamo facendo nel limite il possibile, nella sistemazione delle strade, possiamo fare piste ciclabili, tutto. Però come dicevo prima è tutto alla consapevolezza soprattutto dei giovani, ma di tutti, io dicevo prima, del valore della vita. Nell'ultimo semestre gli incidenti sono diminuiti passando da 53 a 38, i lavori per la terza corsia procedono, ma l'intervento sull'infrastruttura non basta. Oltre l'80% degli incidenti che accadono per disattenzione e oggi siamo qui perché vuol dire che il fattore su cui dobbiamo investire è la cultura della sicurezza stradale. Pensate che solo il 5% degli incidenti succedono nella rete autostradale, tutto il resto, il 75% urbani, 25% in quelli extraurbani. Pertanto comunque quel 5% noi ovviamente il nostro obiettivo è di azzerarlo. Un altro velocissimo break, torniamo per i saluti a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, al via oggi la 2 giorni dedicata a Di Rara Pianta, Kermesse giunta alla 13ª edizione allestita nel Giardino Parolini di Bassano del Grappa, in mostra una settantina di espositori. Vanessa Banzato l'ha visitata per noi insieme a Renzo Rigon.
Al via di Rara Pianta siamo arrivati alla 13ª edizione della Kermesse dedicata ai fiori, alle piante, allo scambio di semi, a tutto quello che ha a che fare con la bellezza di fiori e piante e quant'altro. Con me il botanico e studioso Giuseppe Busnardo, che è un po' l'anima di questa manifestazione che ogni anno si svolge al Giardino Parolini di Bassano. Giuseppe Busnardo, ma quest'anno che particolarità viene proposta alle tantissime persone che già oggi sono qui? Beh, ha già usato lei la parola bellezza, quindi credo che la particolarità di quest'anno sia una particolare bellezza grazie anche alla giornata e a espositori di primissimo livello con piante stupende e anche molto rare. Cosa si può trovare qua? Cosa c'è? Si possono trovare le piante che normalmente non si trovano nei mercati rionali o paesani, quindi soprattutto piante per amatori, per collezionisti che cercano piante introvabili. E anche semi? Anche semi, alcune ditte hanno anche semi. Per i semi domani, nella giornata di domenica, ci sono molte persone da vari luoghi d'Italia che vengono qui a fare proprio scambio di semi. Questa è una particolarità, un'iniziativa unica nel suo genere. Sì, è unica, ma ci tengo a dire che è nella perfetta tradizione del giardino, perché Alberto Parolini, quando aveva questo giardino come giardino botanico, coltivava piante e aveva sempre uno scambio di semi con tutti gli orti botanici del mondo, quindi noi rifacciamo quello che faceva lui 200 anni fa. E questo è proprio il senso più profondo di questa manifestazione all'interno di questo storico orto botanico intitolato ad Alberto Parolini. Sì, il senso è proprio questo, farlo almeno per 2 giorni, farlo rivivere per le persone che vogliono godere di cose belle, di cose interessanti, di cose che non sono di tutti i giorni, solamente il verde, ma proprio imparare dalla bellezza, della rarità. Poi in questi 2 giorni non ci sono soltanto piante, non ci sono soltanto fiori esposti, ma ci sono anche dei percorsi all'interno di questo giardino, guidati da lei proprio. Ci sono dei percorsi sì, che faccio io, ma anche di ragazzi delle scuole Remondini che fanno dei percorsi per appassionati. Poi ci sono laboratori, domani domenica saranno delle attività proprio in questa zona per bambini, ci sono laboratori presso alcuni stand, in questo momento le signore della biblioteca stanno facendo letture per bambini, c'è tutta un'animazione che dà un taglio anche culturale alla manifestazione. Perché venire a visitare il Giardino Parolini e soprattutto di Rara Pianta in questo fine settimana? Beh, perché prima di tutto se uno cerca piante veramente particolari, non di tutti i giorni, le può trovare qua. E poi per godere di questo luogo, come avveniva un tempo che la gente entrava per trovare cose belle e cose curiose e cose interessanti. Per cui per 2 giorni vogliamo farlo rivivere e riscoprire anche la città e gli amministratori. Diamo gli orari? 9 e 19. Con ingresso libero perché vogliamo che sia una grande festa. Grazie a Vanessa Banzato e Renzo Rigona, grazie all'ospite. In chiusura un aggiornamento flash sull'incidente in parapendio avvenuto a Romano Dezzelino. Si tratta purtroppo di un incidente mortale che ha riguardato un uomo di 86 anni di origini tedesche che è precipitato nel giardino di un'abitazione a Santa Felicita. Naturalmente nei nostri telegiornali di questa sera tutte le notizie riguardanti questa tragedia purtroppo che si è verificata a Romano Dezzelino. Io ringrazio in regia Mattia Pizzaia e Francesco Ceron, ringrazio voi che ci avete seguito e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.